Appuntamenti in agenda per sabato 30 marzo. Nell'ambito di Tipicamente Chiavari, il mercatino agroalimentare organizzato da Confesercenti Genova, Pamela Abruzzo e Fabio Bonelli si esibiscono nella performance Il corpo parla e le parole su tela. Appuntamento dalle 10:30 alle 12:30 in via Rivarola. Alle ore 15 ai Giardini a Mare di Santa Margherita Ligure iniziano i giochi a squadre della tradizionale Mini Olimpiade di Pasqua. In programma corsa nei sacchi, tiro alla fune, bowling, ruba bandiera e altro ancora per bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni. Apertura straordinaria con visita guidata di Galleria Rizzi a Sestri Levante dalle 15 alle 18, costo del biglietto 5 euro. La giornalista Virginia Leoni presenta il libro Mama non mamo di Irene Sanguineti. Appuntamento alle 17:30 nella libreria La Zafra di Chiavari. Il Villaggio Calcio organizza presso il campo comunale San Martino di Cogorno il torneo di Pasqua intitolato a Emanuele Pileggi, storico dirigente della società, scomparso il 9 settembre 2021. Parteciperanno tutte le categorie dell'attività di base, dai Piccoli Amici 2018 ai Primi Calci 2015 fino ai Pulcini 2014.